Si chiama Tire Furlalenghe, la ricerca sociolinguistica sull'utilizzo del friulano e delle altre lingue parlate in regione, che prende avvio da domani. Saranno coinvolti 180 comuni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, tutti quelli friulanofoni. Un'indagine di queste dimensioni non si vedeva da tempo, quindi richiederà un grande sforzo. Sarà fatta praticamente a tappeto in 180 comuni della regione. Indaghiamo presso tutti i comuni che si sono dichiarati friulanofoni. Da questo punto di vista sarà un'indagine piuttosto corposa, oltre 3.000 questionari, forse ne raccoglieremo anche di più. Abbiamo privilegiato la scelta di ricorrere agli istituti scolastici come strumento principale di raccolta, perché è quello che ci consente dal punto di vista scientifico di avere il campionamento più trasparente. Un investimento di 150.000 euro diluito in 5 anni. L'indagine sociolinguistica è la prima indagine quantitativa per andare a fotografare lo stato dell'arte, poi seguita negli anni da una serie di approfondimenti qualitativi in base anche ai risultati che otterremo da questa indagine. Abbiamo deciso di andare a registrare qual è lo stato di salute del friulano, lo facciamo come una base per poter costruire le politiche linguistiche. Sappiamo che dal 77 fino alla fine degli anni 90, fino al 98, c'era una perdita dell'1,8% all'anno di parlanti, una perdita importante. Invece adesso, sappiamo che mediamente dal 98 adesso, e adesso abbiamo proprio il dato certo, vediamo se sarà confermato da questa ricerca, è lo 0,66, quindi un terzo rispetto a quello. Quindi abbiamo migliorato. Perché abbiamo migliorato? Perché ci sono state le leggi di tutela, c'è stata la promozione, eccetera, eccetera, eccetera.